Da dove devo partire se voglio intraprendere un percorso sull'AI? Allora, sicuramente l'ambiente e l'infrastruttura sicura, identità protette, dispositivi affidabili, ma soprattutto dati governati. Queste sono le condizioni fondamentali per poter adottare l'intelligenza artificiale e qualsiasi intelligenza generativa, eccetera, in modo responsabile e sicuro, senza mettere in pericolo i propri dati, che è la cosa più importante che dal mio punto di vista un'azienda può avere, la sua identità. Certo, infatti aggiungo un paio di cose, prima forse non sono entrato molto nel profondo, c'era in una slide, ho citato Purview, che Esatto, è la, esatto, che è la suite a esattamente. corredo, quindi strettamente collegata, non è parte del mondo Microsoft 365 direttamente, ma è strettamente collegata, che è la soluzione Microsoft che ci aiuta a tenere i dati al sicuro, quindi classificandoli prima di tutto Assolutamente. e a seguito di una classificazione magari evitare che poi erroneamente vengano distribuiti dove non devono essere distribuiti. Assolutamente. Tra l'altro, proprio appunto per l'importanza di questa soluzione, da quest'anno sul mercato abbiamo introdotto anche delle suite SMB, sia di Purview che di Defender, che solitamente hanno delle funzionalità dedicate alla suite di E5, quindi a una suite Enterprise. Abbiamo adattato questi prodotti nel mercato SMB, quindi con prezzi anche da SMB, e quindi in modo da poterla rendere più accessibile a tutti, soprattutto anche con tutto quello che è l'avvento di Copilot, eccetera. Quindi molto Copilot, tanto Purview anche. C'era proprio agli inizi dell'avvento di Copilot, si faceva vedere quanto guadagna il Esatto, amministratore delegato e veniva restituito. esatto, esatto, L'AI responsabile, oltre il concetto di AI responsabile, oltre anche a strumenti come Intune, ci aiutano esatto. proprio da un punto di vista IT ad arginare un po' quello che è questa tematica. Per Purview un pezzettino, un quadratino anche nelle licenze 3 o Business Premium ci sono, per cui senza le sensitivity label onestamente non mi approccerei troppo a questa cosa. Esattamente, esattamente. Ma è proprio quello che cercavo di raccontare prima, quello che è un tema che va preso veramente a tutto tondo. È difficile dire introduco SharePoint in azienda, introduco Copilot in azienda. Bisogna introdurre tutti gli strumenti, bisogna farlo in maniera bilanciata, perché altrimenti gli strumenti, noi lo abbiamo notato direttamente con i nostri clienti, che in alcuni casi non hanno attecchito. È successo che dicono: ma io che cosa me ne faccio di questo licensing se poi non viene utilizzato? E vuol dire che bisogna tirare un po' i fili e bilanciare questi strumenti.